Il Belvedere della Scala dei Turchi di Realmonte al 25° posto della classifica nazionale ai luoghi del cuore. Musumeci revoca le zone rosse, figliuolo sulla campagna vaccinale l'80% si raggiungerà a settembre, boom di vaccinazioni nell'ultima settimana. Dichiarazioni di successione sul sito dell'Agenzia delle Entrate debutta la compilazione assistita. Fiamme in tutta la Sicilia, le province più colpite Palermo e Trapani. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri domenica al Belvedere della Scala dei Turchi di Realmonte la cerimonia di scopertura della targa I luoghi del cuore del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Arturo Cantella. Una targa in ricordo è stata posta presso il Belvedere di Realmonte come primo luogo del cuore nella provincia di Agrigento con oltre 11.000 voti nel censimento del FAI. Anno 2020 e come luogo da non dimenticare. Alla scopertura della targa erano presenti l'autorità del luogo, civili e militari, il sindaco Sabrina Lattuca, il presidente regionale del FAI Sicilia Giuseppe Taibi e Nuccio Zicari del comitato cittadino del FAI. È importantissima perché restituisce quella che è la volontà di questa amministrazione, ossia crescere attraverso la bellezza, crescere attraverso la vocazione naturale turistica di questo territorio. FAI non è qua oggi per la prima volta, FAI per noi significa arte, cultura e legalità, perché questo sito è frutto di un progetto con il FAI che vede l'abbattimento di 2 ecomostri, un primo nella parte a valle di questo sito e il secondo successivamente proprio in quest'area, e allora veniva abbattuto l'ecomostro e veniva restituita la bellezza del sito all'intera collettività. Successivamente questo sito è stato oggetto di altri progetti, il progetto Consumless, ed ecco le luci che sono volte a un risparmio energetico, e poi recentemente, proprio qualche mese fa, l'installazione di un'antenna con il progetto BES Università di Messina per un monitoraggio costante e continuo. Cosa dire? Oggi è quindi una conferma per noi, la conferma che questo territorio è sicuramente un territorio bello, di gente che vuole condurre la macchina amministrativa, faccio una citazione, cito Sciascia, in modo integerrimo, in modo onesto e in modo intelligente. Sicuramente un momento emozionante, anche perché termino con questa iniziativa i miei 3 anni di impegno come presidente regionale. Certo, perché già nel 2008 abbiamo cominciato a raccogliere le firme in questo territorio e da questa raccolta di firme poi sono venuti tanti comportamenti virtuosi. Inutile ricordare quella dell'abbattimento del Belvedere, siamo dell'abbattimento meglio dell'ecomostro, siamo nel 2013, poi nel 2016 appunto l'altro abbattimento e arriva il Belvedere, questo Belvedere nel quale apponiamo la targa, e poi l'allargamento, il Belvedere, l'illuminazione, i comportamenti virtuosi portano sicuramente comportamenti virtuosi, e dai primi 185 voti del 2008 siamo arrivati a 11.000 voti, e quindi questa targa come primo luogo del cuore della provincia di Agrigento tra i primi 25 d'Italia è opportuno metterla adesso. Oggi è un momento memorabile che conclude un progetto che è iniziato all'inizio del 2020, quindi pre-Covid, un progetto che mi ha visto protagonista insieme all'amministrazione comunale, insieme al FAI, nella raccolta di firme per i luoghi del cuore. Abbiamo raggiunto questo eccezionale risultato che rappresenta un po' anche il simbolo del connubio tra ciò che si può fare facendo dialogare sia gli enti privati che le istituzioni. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci revoca le zone rosse. Vediamo. Ho revocato le zone rosse in Sicilia. L'ho fatto con una ordinanza che ha preso atto delle nuove disposizioni decise dal governo nazionale e pubblicate la scorsa notte. Sono le richieste che noi presidenti delle regioni abbiamo avanzato al governo nazionale affinché nel cambio di colore si tenga conto non più del numero dei contagiati, ma del numero delle persone ricoverate negli ospedali o in reparti ordinari o in terapia intensiva, perché
riteniamo ormai superato il criterio del solo numero dei contagi. Sarebbe stata una forte penalizzazione, soprattutto per la nostra regione, ma è un tema comune dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Avere tolto le zone rosse non significa che abbiamo vinto, naturalmente lo dico soprattutto agli abitanti di quei 7 comuni e in generale a tutti i siciliani. Dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione, dobbiamo continuare a rispettare le regole, perché il pericolo di fare un passo indietro è reale e tutti dobbiamo tenerne conto. Ecco perché sono contento intanto che nei comuni che erano in zona rossa gli operatori economici possono continuare a lavorare, sono stati fortemente penalizzati in questa lunga e drammatica vicenda della pandemia e noi questo lusso non potevamo assolutamente permetterlo. Effetto Draghi forse, sta di fatto che nell'ultima settimana, da sabato 17 a sabato 24 luglio, in Italia sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica, perché hanno già avuto il Covid, quasi 350.000 under 30, 118.000 dei quali giovanissimi tra i 12 e i 19 anni. Il dato si ricava dall'ultimo report del governo, dal quale emerge che le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e 69 anni, cui vaccinati nell'ultima settimana sono stati 124.000. In attesa di capire in questa settimana che effetto avrà avuto il decreto del governo Draghi che rende obbligatorio dal 6 agosto il Green Pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso, palestre, cinema, teatri, stadi e concerti, il dato che già si ricava guardando le tabelle relative all'ultima settimana è che a spingere la campagna vaccinale sono proprio i giovani nella fascia 12-19 anni, per la quale è autorizzato solo il vaccino Pfizer. Sono 1.232.932 ragazzi che hanno fatto la prima dose o la dose unica, 117.788 in più rispetto a 7 giorni prima, dato aggiornato proprio ieri. Tra i 20 e i 29 anni ai quali è stato somministrato Pfizer, Moderna e anche il monodose Johnson & Johnson, l'incremento nell'ultima settimana è di 231.180, numeri ben più bassi invece tra i 50-59 anni, tra i 60-69 anni, classi d'età nelle quali ci sono ancora complessivamente quasi 3,8 milioni di cittadini che non hanno fatto neanche la prima dose. Nell'ultima settimana i 50-59 anni che hanno fatto la prima dose o la dose unica sono complessivamente 78.236, mentre nella fascia 60-69 anni sono 45.652 per un totale di poco meno di 124.000. Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha detto che dobbiamo usare ogni giorno e occasione per dire con forza che il vaccino è l'unica via di uscita da questa pandemia. Io dico anche che chi oggi decide liberamente di non vaccinarsi compie un atto di responsabilità, dice ancora, irresponsabilità perché mette a rischio la propria vita e mette a rischio anche la vita degli altri. Credo che in un momento come questo dovrebbe prevalere un senso di comunità, nella consapevolezza che vaccinarsi significa mettere in sicurezza gli altri e significa fare anche un gesto di solidarietà. Anche in questa battaglia credo che ognuno possa fare la sua parte, perché di fronte ai cittadini ancora scettici nei confronti del vaccino anti-Covid può essere più importante la parola di un amico, la parola di un conoscente, la parola del medico di famiglia, la parola del farmacista. Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute nel report sui vaccini aggiornato alle 6 e 9 di oggi sono state somministrate finora 65.315.438 dosi di vaccino in Italia. In Sicilia sono state somministrate invece 880.716 dosi su 5.241.205 consegnate, il 93,1%. Per quanto riguarda la fascia 12-19 anni sono state somministrate 70.801 dosi su 406.000. Ultimo miglio per l'immunità di gregge contro il Covid in Italia. Entro luglio arriveremo al 60% della popolazione vaccinata, ha detto il commissario Figliuolo. L'obiettivo dell'80% per settembre è ad un passo. Lello Casesa. Entro luglio di quest'anno arriveremo al 60% della popolazione vaccinabile e vaccinata, ha dichiarato il commissario Figliuolo in occasione di un premio ricevuto a Susa.
L'obiettivo dell'80% per settembre è ad un passo e dunque anche l'immunità di gregge. In settimana il governo affronterà la problematica scuola e trasporti collegati al Green Pass. Anche il ministro Speranza si mostra fiducioso invitando la popolazione a vaccinarsi e dichiara: abbiamo superato i 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo. Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino sia l'arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili. Green Pass e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile e provare ad aprirne un'altra, e siamo più liberi se siamo vaccinati. La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 14 giorni in soggetti non vaccinati e si stima un forte effetto di riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto ai non vaccinati. In particolare negli ultimi 30 giorni il 33% delle diagnosi di Covid-19, il 46% delle ospedalizzazioni, il 71% dei ricoveri in terapia intensiva e il 69% dei decessi sono avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Questo ci induce pertanto a continuare a rivolgere un appello ai cittadini di vaccinarsi. Nell'isola di Salina non vi è alcun focolaio Covid. Le notizie che sono circolate in queste ore sono false e rischiano di mettere a repentaglio una destinazione turistica che ha fatto della sicurezza uno degli elementi caratterizzanti. È un effetto slavina che è fortemente penalizzante, perché gli episodi che sono stati riportati in modo erroneo dagli organi di stampa si riferiscono a diverse settimane addietro e tutt'al più testimoniano la capacità dell'isola di Salina di fronteggiare situazioni che in un momento storico del genere potrebbero verificarsi. Vi sono stati alcuni casi che sono stati prontamente individuati e isolati. Tant'è vero che queste circostanze non sono assurde agli onori della cronaca, proprio perché è stata una situazione assolutamente controllata e che dimostra come l'isola di Salina, grazie all'USCA, alle amministrazioni e alle forze dell'ordine, ha degli strumenti di prevenzione e di tutela particolarmente forti e che le consentono, insieme alla campagna vaccinale di massa che è stata posta in essere, di caratterizzarsi per una delle destinazioni più sicure in questo momento in Italia. Noi ci sentiamo innanzitutto tranquilli perché siamo stati in grado di poter mettere in sicurezza innanzitutto tutti i nostri collaboratori e lavoratori del settore turistico attraverso la campagna vaccinale. Tutti stanno adottando le misure di prevenzione che sono prescritte nella normativa. L'isola è un'isola che per la sua caratteristica consente un distanziamento di fatto naturale e quindi a questa tranquillità, alla consapevolezza di una stagione che per le bellezze naturali di Salina era ripartita in modo significativo, li danneggia perché proprio fa da controaltare a quella che è effettivamente la situazione reale. In questo momento siamo amareggiati perché è stata proprio rappresentata una situazione che è completamente diversa da quella che effettivamente c'è sull'isola. Il Codacons, con in testa Giuseppe Di Rosa, torna a chiedere le dimissioni dell'assessore e vice sindaco di Agrigento Aurelio Trupia per manifestata incapacità politico-amministrativa. Si deve dimettere per questo motivo, si legge in un comunicato stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella ne ha parlato col diretto interessato. Vediamo. Assessore Trupia, ecco, da più parti le arrivano forti critiche, addirittura la richiesta di dimissioni per la sua delega sulla nettezza urbana. Sarebbe, secondo alcuni fonti, l'associazione dei consumatori, Codacons, lei insomma non porterebbe avanti nella maniera giusta il lavoro di pulizia della città, in particolare per delle isole ecologiche che secondo loro sarebbero addirittura illegali. Come risponde a queste critiche e se c'è da parte sua l'intenzione di dimettersi?
No, assolutamente da parte mia non c'è nessuna intenzione di dimettermi, anzi noi stiamo portando avanti un lavoro importante e lo stiamo portando avanti con i mezzi che abbiamo a disposizione. Stiamo cercando di dare risposte alla città, risposte che vanno nella direzione della pulizia. Per quanto riguarda le isole ecologiche, allora abbiamo tolto l'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa perché non era più nelle condizioni igienico-sanitarie di rispettarne le condizioni. Stiamo attrezzando quella di Fondacazzo per dare la possibilità, ma già ad oggi dà la possibilità a tutti di poter conferire. Questa amministrazione in ogni caso va oltre, cioè nel senso che dobbiamo munirci dei CCR, dei centri comunali di raccolta. Questo lo stiamo portando avanti, abbiamo già individuato l'area, ci sono i finanziamenti e finalmente potremo dotare il Comune di Agrigento di un'area adeguata, attrezzata a norma di legge. Perché spesso diciamo, quello che viene dalla colpa è che sono vicini troppo ai centri abitati e questo provocherebbe diciamo, delle condizioni insomma, non sanitarie adeguate. Sì, questo è pure vero perché i CCR debbono essere collocati in zone diciamo, periferiche della città e questo che abbiamo individuato come zona è periferica, stiamo parlando di Cugnuvela, c'è un'area comunale adiacente al parcheggio e questo si presta perfettamente alla realizzazione di un CCR che ricordiamo il CCR se condotto a norma di legge non crea nessun problema di natura igienico-sanitaria. Per ciò che riguarda gli abusivi, per ciò che riguarda cumuli di immondezza che spesso vediamo ai bordi delle strade, in questo senso avete cercato di aumentare la lotta all'evasione? Allora, noi abbiamo sempre una nostra pattuglia ecologica che ci supporta in questo tipo di attività. Continuiamo a sanzionare diciamo, coloro che commettono le infrazioni, ma abbiamo allo studio anche la collocazione di una serie di postazioni di videosorveglianza che hanno bisogno del loro tempo per essere installate, ma stiamo andando in questa direzione della videosorveglianza. È stato un sabato notte abbastanza movimentato in Viale Regina Margherita a Canicattì, dove alcuni giovani hanno dato vita ad una maxi rissa con calci, pugni e anche l'utilizzo, sembrerebbe, di alcune bottiglie. Il bilancio al termine della zuffa è di 3 feriti, tutti ventenni. Si sono presentati in orari diversi all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Il più giovane ha riportato una ferita sulla guancia, lo stesso ha negato che si trattasse di una rissa, ma ha parlato di esserselo provocato scivolando e cadendo su un goccio di vetro. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, allertate da diversi residenti della zona dei protagonisti, non c'era più traccia. Adesso la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. E momenti di tensione si sono registrati in via Manzoni ad Agrigento, dove un ventenne originario del Gambia, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha cominciato a infastidire i passanti, urlando frasi sconnesse e tentando anche di denudarsi. Sono stati gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento a riportare la calma con non poca fatica. Il ventenne, già noto alle forze dell'ordine all'arrivo dei poliziotti, è andato in escandescenza minacciandoli e provando a scagliarsi al loro indirizzo. Per tale motivo è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dichiarazione di successione. Tra i nuovi servizi dell'Agenzia delle Entrate debutta la compilazione assistita. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via 3 nuovi servizi sul sito delle agenzie delle entrate. Si tratta del servizio consegna documenti e istanze e dei servizi per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita IVA, nonché del servizio di compilazione della dichiarazione di successione. Consegnare i documenti e chiedere certificati direttamente da casa. Il nuovo servizio consegna documenti e istanze è accessibile tramite l'area riservata del sito delle agenzie delle entrate e permette di inviare direttamente online alcune tipologie di documenti e istanze agli uffici delle entrate senza recarsi fisicamente ai front office.
Si tratta di un ulteriore servizio che si aggiunge a quelli già disponibili via web, che consente ai cittadini di inviare documenti e ricevere assistenza senza dover necessariamente accedere a un ufficio territoriale di presenza dell'Agenzia. Nella nuova area riservata è stata altresì predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale delle partite IVA, 2 certificazioni che fino ad oggi erano rilasciate solamente di presenza negli uffici, anche tramite servizi agili. Il servizio è molto semplice, comunica l'Agenzia delle Entrate, e consente la rapida generazione, il download e l'eventuale stampa del certificato in formato originale e in copia conforme. Tra gli altri servizi c'è quello della successione web online, il via libera in tempo reale del fisco sui singoli dati inseriti e la possibilità per l'utente di caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate nel catasto. Il nuovo servizio, che consente di inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali, è ora attivo e disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Per accedere basta inserire le proprie credenziali, un percorso guidato aiuta così l'utente a riempire i campi segnalando eventuali errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell'Agenzia. Si arricchisce dunque la lista dei servizi agili già attivati dall'Agenzia e fruibili tramite online, PEC o canali telematici. E sono: ricevere assistenza e informazioni, richiedere il rilascio di un certificato del codice fiscale e del duplicato della tessera sanitaria, procedere alla registrazione di un atto, inoltrare la richiesta di un rimborso a credito di un rimborso sul conto corrente, ricevere chiarimenti in merito a comunicazioni di irregolarità varie. I poliziotti della squadra volanti alle ore 3 della notte hanno inseguito un'automobile che non ha obbedito all'ALT ad un posto di blocco in piazza Stazione ad Agrigento. Il conducente è stato rincorso lungo viale Europa del Seneto. Poco dopo l'auto è stata trovata parcheggiata in via Callicratide. Lui a pochi metri riverso a terra perché ubriaco. I poliziotti gli hanno riscontrato un tasso di alcol nel sangue di 2,40 grammi. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118. Lui, 39 anni, originario della Campania, è stato denunciato alla procura per guida in stato d'ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stata ritirata la patente di guida. Cercano di far andare di 10 euro il veicolo e noi la macchina manna di cazzalato, qualcuno che si porta 100 euro si piglia di questi 10 euro. Per ora va agli arresti domiciliari soltanto Ignazio Ingrassia, il Boiacane, e per gravi motivi di salute, mentre altri 11 fermati martedì nell'operazione congiunta di carabinieri e squadra mobile contro il clan di Brancaccio restano tutti in cella. Il GIP Lirio Conti non ha ravvisato il pericolo di fuga e non ha dunque convalidato il provvedimento, ma ha comunque applicato la custodia cautelare in carcere. Per altri 4 indagati la convalida in corso davanti al GIP di Termini Imerese. Accogliendo le richieste del procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dei sostituti Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli, che coordinano l'indagine, il giudice ha disposto il carcere per Giuseppe Greco, nipote del Papa di Cosa Nostra, Michele, che avrebbe preso il controllo del clan di Ciaculli dopo l'arresto del cugino Leandro con il Blitz Cupola 2.0. Giuseppe Caserta, che appena scarcerato il 31 maggio scorso si sarebbe subito rimesso in pista. Sebastiano Caccamo, Girolamo Jimmy, Celesia, Maurizio, Di Fede, Giovanni, Di Lisciandro, Giuseppe Giuliano, Salvatore Gucciardi, Stefano Nolano, Gaspare Sanseverino, nipote del pentito Gaspare Spatuzza, e Filippo Marcello Tutino. Le posizioni di Rosario Montalbano, Onofrio Claudio Palma, Giuseppe Ciresi e Angelo Vitrano sono invece al vaglio del GIP di Termini. L'inchiesta ha messo fra l'altro in evidenza la riorganizzazione della cosca, in particolare quella di Ciaculli, ma anche che nel mandamento il pezzo sarebbe stato imposto a tappeto anche in pieno lockdown e senza alcun imprenditore disposto a ribellarsi. Nelle intercettazioni captate a pochi giorni dal primo lockdown a marzo dell'anno scorso ci sono tutti gli elementi del più classico dei copioni seguito dagli estorsori per imporre il pizzo, compresa la parte della vittima, il giovane titolare di un laboratorio per la preparazione di sfingenti
sfincione che anziché denunciare chiede aiuto a colui che poi lo taglieggerà. Questo è un esempio. E un altro retroscena infatti dell'inchiesta di Carabinieri e Polizia. Tutto si svolge intorno all'11 marzo dell'anno scorso, nel momento in cui l'Italia è completamente bloccata per via della pandemia. Il titolare del laboratorio di Brancaccio avrebbe ritrovato dell'ATAC nella saracinesca della sua attività e subito si sarebbe attivato cercando un amico a cui chiedere i motivi di quel danneggiamento e anche chi potesse esserne l'autore. Così si sarebbe rivolto a Gaspare Sanseverino, nipote del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza. Nei giorni precedenti, il 5 marzo, gli inquirenti avevano però intercettato una conversazione in cui proprio Sanseverino discuteva di una estorsione da compiere e danni di uno sfincionaro. L'11 marzo viene registrato un incontro tra Sanseverino e un'altra persona in cui si parlerebbe dell'appuntamento dato alla vittima. Così Sanseverino con il suo interlocutore. Comunque poi se l'è sbrigata, gli hanno tirato le orecchie e non gli è successo più niente. Tutto qua. E la vittima? No, io lo so come mi devo comportare, io lo capisco, non ci sono problemi. La vittima acconsentiva col dire ci aiutiamo tutti. Poi si passava al capitolo qualità del prodotto e l'invito a produrre uno sfincione più buono. Il condimento è poco di sopra, una contestazione che il titolare del laboratorio respingeva però totalmente. Non è vero, sono tutte fesserie, nessuno mi ha detto questa cosa. Incendi, fiamme in tutta la Sicilia. Le province più colpite sono state quelle di Palermo e Trapani. Le alte temperature e il forte vento di scirocco hanno agevolato il propagarsi delle fiamme. C'è il servizio. Scenari danteschi, fra gironi infuocati e scie di fumo irrespirabili, quelli andati in scena sempre con il medesimo copione nella domenica appena trascorsa in una Sicilia ormai debole e stanca. I roghi hanno arso parecchi ettari di macchia mediterranea causando un vuoto incolmabile tanto sui territori colpiti quanto fra ambientalisti e gente comune la stessa, lasciata impotente a guardare uno spettacolo di assoluta distruzione. Per tutta la notte la montagna di Erice nel Trapanese è stata letteralmente devastata, come si evince dalle immagini di Trapani Sì, immagini condotte sul luogo. La coltre di fumo nero si mischia alle ardenti fiamme voraci ed impervie come non mai. Il fuoco è riuscito con la sua forza dominante ad attraversare la strada provinciale per San Vito Lo Capo spingendosi verso il mare. All'alba di oggi 2 Canadair si sono alzati in volo per dare manforte ai vigili del fuoco, forestali, uomini della protezione civile e volontari che da terra hanno cercato instancabilmente di arrestare l'avanzata del rogo. Devastata l'area demaniale di San Matteo, ove l'incendio ha raggiunto l'area del museo e la piccola cappella paleocristiana, ma la situazione più critica si è registrata a Pizzolungo, dove i residenti sono stati costretti ad abbandonare le loro case. Nella frazione Ericina è intervenuto il sindaco Daniela Toscano, che ha assistito alle operazioni di spegnimento. Rabbia tra gli abitanti che hanno vissuto momenti di terrore mentre il fuoco puntava dritto verso le loro abitazioni, e ancora una volta il sospetto è che a scatenare lo scempio di fuoco sia stata la ignobile mano dell'uomo. Fiamme anche al bosco Scorace, dove è stato necessario l'intervento dell'elicottero Falco 3, ma anche all'imbocco dell'autostrada 29 e nelle campagne trapanesi. Sono dunque decine e decine roghi scoppiati nella giornata di ieri in tutta la Sicilia. Le province più colpite decisamente quelle di Palermo e Trapani. Le alte temperature e il forte vento di scirocco hanno agevolato il propagarsi delle fiamme. A Trappeto nel Palermitano un incendio ha lambito diverse villette sulla strada statale 187. Altri incendi si sono registrati a Partinico e nel resto della provincia. Fiamme anche ad Alcamo nel Trapanese, dove alcuni roghi sono divampati nell'arco di tutta la giornata. Oggi la Sicilia è stata tra le regioni più colpite dagli incendi. Centinaia le squadre antincendio impegnate a fronteggiare i roghi. 5 le richieste di soccorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Intanto è stata diramata l'allerta meteo rossa per le province di Palermo e Trapani, ma le fiamme non hanno limitato la loro corsa alla sola isola siciliana e la Sardegna, con la sua Oristano, ad essere stata brutalmente colpita
dagli incendi. Le notizie e le immagini che arrivano dalla Sardegna sono drammatiche. Chi incendia la propria terra cancella storia, identità, vita. Lo dico da governatore di un'isola aggredita ogni estate fino ad oggi da questi criminali che meritano il carcere a vita. Vicinanza e solidarietà al collega Cristian Solinas e al popolo sardo. Lo dice il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20.000 ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati ridotti in cenere e brandelli, aziende agricole devastate, case danneggiate, pesantissimo il bilancio del gigantesco rogo scoppiato nel Montiferru. Sono trascorsi quasi 27 anni dall'ultimo rogo scoppiato nella stessa area, era l'agosto del 1994. Il governatore Salinas ha annunciato che scriverà al presidente Draghi per chiedere al governo un sostegno economico immediato per ristorare danni e che una quota del PNRR sia subito destinata alla regione per un grande progetto di riforestazione. I roghi di ieri hanno di fatto smosso la coscienza a varie categorie e gruppi ambientalisti oggi più che mai in aperta protesta. In Sicilia è un inferno di roghi, ha dichiarato Giuseppe Anzaldi, presidente della sezione d'Italia Nostra di Piazza Armerina. La stagione estiva non è ancora finita, sottolineano le associazioni, e i dati riferiti ai roghi di chiara origine dolosa sono allarmanti. Risultano infatti, continuano ancora dalle associazioni, ritardi nelle azioni preventive nonostante i ripetuti appelli. Ricordiamo che l'arresto di un piromane è un segnale, ma non la soluzione del problema. Ma le associazioni non si esprimono nel solo filone siciliano. Si prevede un'altra giornata di fuoco in Sardegna e, come ricorda Coldiretti, oltre ai comuni assediati dai roghi, ad essere devastate e accerchiate sono anche le campagne, con gli allevatori impegnati in una corsa contro il tempo anche durante la notte per recuperare gli animali, alcuni dei quali ormai raggiunti dalle fiamme. Una situazione che insomma ha investito, lo possiamo dire, il territorio nazionale questa volta e non solo quello della nostra Sicilia. Adesso la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Maria Assunta Iacona è il nuovo presidente del Lion Club Valle dei Templi, il nostro direttore Arturo Cantella. Passaggio di campana al Lions Club Agrigento Valle dei Templi si è svolto nella giornata di ieri alla presenza del post governatore distretto Sicilia Y108B Angelo Collura, tra il presidente uscente Mariella Antinoro e la neo Maria Assunta Iacona. Alla convention erano presenti anche esponenti del Lions Club Sicilia, Emanuele Farrugia, presidente di zona anno solare 2021, Nicolò Scaturro, presidente circoscrizione anno sociale 2021, Loredana Giudice, presidente della 10ª circoscrizione, Enrico Fiorella, presidente della zona 26 e diversi presidenti dei club Lions della provincia. Mariella Antinoro, presidente uscente, ha ringraziato i presenti, i soci e il suo staff per la preziosa collaborazione avuta durante l'anno sociale, effettuando anche un consuntivo delle principali attività svolte durante il suo mandato. Quindi la neopresidente Susi Iacona ha relazionato sulle iniziative da intraprendere, quale sarà il percorso del club durante il suo mandato. Ha presentato inoltre lo staff che la collaborerà durante la sua presidenza, l'avvocato Gaetano Salemi segretario, Sonia Siracusa cerimoniera, Antonella Morriale tesoriera. Quindi l'entrata di un nuovo socio club, Lions Club, Gero Acquisto, sindacalista agrigentino, presentato dal socio Gioacchino Cimino. A seguire, dopo le varie fasi congressuali, la chiusura con il discorso del pass governatore Angelo Collura e il taglio della torta augurale. Oggi al Vaglio della Luna il passaggio della campana, lascio oggi la presidenza al nuovo presidente Susi Iacona. Oggi dovrebbe essere per noi un momento di bilanci, ma preferisco dire che è un giorno di traguardi. Abbiamo tagliato un secondo traguardo in questi giorni assieme a tutti i soci. Abbiamo raggiunto un momento di crescita personale e devo dire anche collettiva. Abbiamo guardato in questo periodo oltre l'orizzonte e ci siamo accostati a quella che è la vera essenza del lionismo. Sono stati 2 anni straordinari, vissuti in piena pandemia, ma la pandemia ci ha dato anche la possibilità di accostarci alla sofferenza, di poter mettere da parte tutta la nostra programmazione e accorrere in aiuto a
ad ascoltare, non ad udire, ma ad ascoltare i bisogni che sono arrivati dal nostro territorio. La cosa che mi preme dire è che il mio sarà un anno in continuità con i due che l'hanno preceduto, essendo il nostro un club giovane che è sul territorio, con questo il terzo anno. Sicuramente quello che io intendo fare insieme ai soci, insieme a tutti coloro che mi collaboreranno, al mio staff, al direttivo, l'obiettivo principale è quello di proseguire un percorso già intrapreso, sicuramente nel rispetto di quelle che sono le indicazioni distrettuali e di quelle che sono le emergenze sul territorio. Il mio obiettivo è quello di intervenire per la gente, con la gente, tra la gente, cercando di realizzare service che a 360 gradi vadano a coprire le esigenze del territorio, quindi non soltanto un dare materiale, ma anche un servizio proprio che vada a coprire le esigenze per prima degli anziani, dei disabili e di tutti coloro che hanno particolari bisogni, ma soprattutto tra i giovani, i quali in questo momento più che mai hanno bisogno comunque di esempi, e quindi i nostri servizi saranno finalizzati a sensibilizzare verso le tematiche più urgenti. Questo è un club che merita, lo posso considerare come se fosse un mio figlio, tenuto conto del fatto che è nato proprio per mia volontà nell'anno sociale in cui io sono stato il governatore. È un club straordinario fatto di tanti professionisti in continua crescita, e quello che dimostra è che il Lionismo è forte non tanto per in sé la sigla Lions, ma quanto soprattutto perché gli uomini che ne fanno parte ci credono realmente. Questo è un club in cui i soci hanno un forte radicamento sul territorio e credono concretamente che l'azione del fare, accompagnata a questo grande cuore, soprattutto a questo impegno e l'amore verso il prossimo, rappresenta certamente un punto di riferimento non indifferente per la nostra comunità. Inaugurata la nuova nave traghetto Sicania che farà la tratta Messina-Villa San Giovanni. C'è il servizio. È stato inaugurato al porto di Messina la Sicania, la nuova nave traghetto di Bluferries, società controllata da Rete Ferroviaria Italiana, che si occupa dei collegamenti per i passeggeri e mezzi gommati nello stretto di Messina. Entrerà in esercizio a brevissimo e sarà prevalentemente dedicata, come è il business di Bluferries, al trasporto del gommato pesante. Questa è una bellissima nave nuova, gemella ma migliorata come sempre, come le seconde cose migliorano sempre le prime. È un investimento completamente autofinanziato dalla società, quindi tutto realizzato senza risorse pubbliche ma solo con la forza delle gambe della società. Che prospettiva c'è per quanto riguarda sempre la flotta, visto che anche i numeri dicono, in riferimento al traghettamento gommato pesante, che c'è stato un incremento negli ultimi anni? Beh, Bluferries ha avuto un incremento importantissimo. Abbiamo visto oggi i dati della semestrale, sono veramente molto buoni. A fine anno ci aspettiamo ancora dei miglioramenti, quindi la prospettiva è che queste merci vogliono essere trasportate da Bluferries. Bluferries ha puntato sul gommato pesante, solo in maniera residuale trasporta le auto. Ci sono altri competitor, ci sono altri trasportatori sullo stretto, traghettatori, lasciamo spazio a tutti, direi, no? A nuoto da Palermo a Patti, nuova sfida per il recordman Giovanni Brancato. Vediamo. Ha fatto tappa anche nella spiaggia bandiera blu di Castel di Tusa, lo squalo delle Eolie, così come viene apostrofato il dottor Giovanni Brancato, medico nutrizionista con la passione del mare. Il nuotatore su lunghe distanze ha affrontato una nuova sfida, partito da Palermo con un traguardo di arrivo a Patti. 183 km lungo la costa settentrionale della Sicilia, un mare che conosce bene, ma non per questo più facile da vincere a forza di bracciate. In occasione della sua sosta a Castel di Tusa non lo abbiamo incontrato, chiedendogli cosa lo spinge all'età di 66 anni ad affrontare queste sfide. Quello che voglio dire è che adesso sto facendo questa traversata con tanti sacrifici, perché vengo da Lazio dove vivo, per quanto sia siciliano, ho la residenza a Messina, però ricevo, scusate parlo anche male perché tenere il boccaglio per 8 ore di seguito, 8 ore ieri sono 16 ore, non è neanche facile. Anche perché poi a Termini Imerese ho trovato l'acqua, lo dico, qui lo confermo,
l'acqua super inquinata. Io conosco tutti i mari d'Italia, tutto il bacino del Mediterraneo e la situazione è molto catastrofica. Io non riuscivo a vedere neanche l'orologio, quindi questo orologio qui, 40 cm di visibilità, con sostanze organiche galleggianti, quindi evidentemente c'è un depuratore. Quindi non va bene, questo non va bene, perché questo va a incidere sul turismo chiaramente. Adesso non voglio mettere paglia sul fuoco, non sta a me. Il mio compito è quello un po' anche di visualizzare, essendo diciamo, testimonial di Mare Pulito, testimonial della Capitaneria di Porto, plastic free sicuramente. A fare gli onori di casa per il comune alesino l'assessore Tiziana Scattareggia, la quale ha accettato la sfida che le è stata lanciata dall'illustre ospite per organizzare una iniziativa dalle tematiche ambientali. Il dottore Brancato ha lanciato questa proposta che sicuramente, senza ombra di dubbio, il comune di Tusa accetterà di buon grado, e dire di buon grado è riduttivo. Io intanto la ringrazio di nuovo per questa occasione che lei ci ha dato di conoscere le sue gesta, per così dire, gesta eroiche e di grande, come dire, di grande stimolo per tutti noi, per i nostri ragazzi, perché chi pratica lo sport, così come lo pratica lei, deve per forza essere una persona, come dire, una persona speciale. E per questo la ringrazio infinitamente e sicuramente non mancherà occasione di rafforzare questo connubio tra lei e Tusa. Abbiamo fatto la provola in diretta, dove arriva il latte nel caseificio, viene munto qua nel locale di mungitura. Entrano le mucche mattina e sera, le mungiamo 2 volte al giorno, entrano in quelle 2 porte e le facciamo uscire di qua. E qua abbiamo la sala mungitura. Ho tagliato la tuba di latte di ieri per realizzare le provole. Già è tagliata e stiamo mettendo insieme. I passaggi è il numero 1 il latte, che il latte è fresco, appena munto, e lo trasformiamo ogni giorno. Poi mettiamo il quaglio, in 3/4 d'ora il latte è coagulato, poi mettiamo un pochettino di acqua, un secchio di acqua calda e facciamo la rottura della quagliata. La facciamo riposare, il siero di latte viene messo nella caldaia per fare la ricotta fresca, con l'aggiunta di latte di pecora, e poi man mano che asciughiamo il siero di latte resta la tuma nel fondo del latina, che poi viene asciugata. Dopo che facciamo la ricotta mettiamo il siero caldo, aggiungiamo il siero caldo per cuocersi. Dopo 3-4 ore, dipende dalle temperature, la usciamo e la mettiamo a riposare nel tavoliere. Normalmente 24 ore dovrebbe inacidire, ma però con queste temperature, oggi come oggi, in 3-4 ore è pronto. Se non facciamo questo procedimento poi di questo periodo è un pochettino delicato, perché la tuma subisce con questo caldo e si deve stare attento dell'acidità. Dobbiamo essere bravi a farla diventare quanto fila buona, se no abbiamo problemi. Qua in questa azienda abbiamo ottenuto il marchio d'oro della prova delle membra. Adesso viene lavorata a mano? Sì, lavorata a mano, in modo che la lavoriamo bene per fila. Girata. Mettiamo nell'acqua e andrà a finire in salamoia. Ed in salamoia quanto tempo deve restare? Questa qua 24 ore. Ogni chilo di provola 24 ore.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.